presidio del sindacato pensionati contro il taglio delle rivalutazioni, 67.000 i trevigiani coinvolti nella misura. Inizia la mobilitazione che il 1° giugno vedrà anche i veneti a Roma per la manifestazione nazionale. Consola invece il dato che emerge dal resoconto del Ministero sui redditi 2017, i più ricchi sono proprio i trevigiani, con una media di oltre 25.000 euro pro capite. A Fontanelle paura nel primo pomeriggio per una famiglia rimasta ferita in un'auto finita fuori strada, in ospedale la 21enne alla guida e i fratellini di 10 e 13 anni. Ampliamento dell'aeroporto Canova in attesa dei numeri ufficiali, cautela da parte delle amministrazioni comunali di Quinto e Treviso. Corsa a Cortina Milano 2026, arrivati oggi a Venezia i membri del CIO che dovranno visitare le sedi della candidatura domani. Ci si sposta a Cortina, Gaia, ci crediamo fino in fondo. Ieri la 16ª edizione della Treviso Marathon, un successo il nuovo percorso tra Restera e Prato Fiera da replicare secondo gli organizzatori. La grande corsa solidale è arrivata al traguardo grazie al cuore dei veneti, raggiunti i 400.000 euro necessari per l'operazione negli USA che può dare un futuro al piccolo Giovanni di Piazzola sul Brenta. Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. Questa mattina in centro, in Piazza dei Signori, il presidio del sindacato pensionati contro il taglio alle rivalutazioni delle pensioni. 67.000 i trevigiani coinvolti nella misura al via da oggi. Sentiamo. Morale della favola, la Fornero non è stata abrogata, ok, e gli aumenti non ci sono stati. Io sono pensionato da settembre dell'anno scorso con 43 anni di contributi. Io mi sono già accorto che da oggi la mia pensione verrà ridotta di oltre 13 euro al mese e il conguaglio purtroppo lo faranno successivamente perché hanno paura di farlo prima delle elezioni. Amara sorpresa dal 1° aprile per i pensionati con assegno dai 1.500 euro lordi al mese che per il nuovo meccanismo di rivalutazione dell'inflazione avranno una pensione più magra. 67.000 in provincia di Treviso le persone interessate, 400.000 in Veneto con decurtazioni che vanno dai 3 ai 20 euro mensili. Questo è il danno, dicono i pensionati, cui a luglio si aggiunge la beffa perché per effetto del conguaglio dovranno restituire l'aumento percepito da gennaio ad oggi con cifre che vanno dai 20 ai 100 euro, soldi sottratti alle pensioni che serviranno, denuncia la CGIL, per finanziare quota 100. Vengono sempre a pescare dove è più facile pescare, è più facile avere, come dicevamo prima, 1 euro da tutti i pensionati, però non mi sembra giusto, noi dobbiamo pagare solo. Oggi la prima mobilitazione che culminerà nella manifestazione nazionale dei sindacati il 1° giugno a Roma. Dati alla mano, lo CGIL ha fatto i conti di quanto costano ai pensionati italiani queste misure. Ad esempio, una pensione di 2.000 euro lordi ha perso per mancate perequazioni 1.525 euro all'anno, 115 al mese, ed andrà a perderne altri 460 nei prossimi 3 anni. Una pensione da 1.500 euro lordi ne ha persi 960 l'anno, 75 euro al mese. Stiamo parlando di quel 25% di pensionati che hanno lavorato tutta la vita e hanno versato più di $500.000 di euro di contributi e che pur vivendo 20 anni riceveranno meno di quello che hanno versato, sapendo che poi una parte va in solidarietà per garantire le pensioni basse, le pensioni minime, le pensioni sociali. Io credo che a queste persone che hanno contribuito al rilancio, alla crescita di questo Paese vada portato un po' più di rispetto e il rispetto si porta dando il giusto aumento della pensione. Consola invece il dato che emerge dal resoconto del Ministero sui redditi del 2017. I più ricchi sono proprio i trevigiani con una media di oltre 25.000 euro pro capite. Io non li definirei più ricchi, li definirei un popolo di lavoratori e di risparmiatori, persone serie, persone che sanno mettere via e sanno anche godersi la vita.
Sindaco del capoluogo nella provincia più ricca del Veneto, Mario Conte commenta così i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative ai redditi 2017, in cui la marca trevigiana batte tutti con un reddito medio pro capite per i suoi 62.217 contribuenti di 25.698 euro. Staccati di pochissimo, poco più di 400 euro i padovani a quota 25.256, indietro in ordine veronesi, bellunesi, veneziani, vicentini e rodigini. Il primato in negativo spetta al comune di Porto Tolle, Delta del Po, con un reddito medio di poco più di 13.000 euro, molto più vicino a realtà del sud. Per Conte il benessere dei trevigiani è cresciuto di pari passo con il loro attaccamento alla realtà che li circonda. Persone che hanno sviluppato una certa sensibilità nei confronti della propria città, del proprio territorio, e questo da sindaco lo percepisco, perché tante sono le segnalazioni per migliorare la sicurezza, tante sono le segnalazioni per migliorare le condizioni delle pulizie, e credo che proprio grazie a questa sensibilità Treviso continua a crescere e insieme crescono appunto anche i redditi dei nostri cittadini. Se il reddito dichiarato è alto, significa anche che i trevigiani non si sottraggono al pagamento delle relative tasse. Ma credo che i trevigiani si siano sempre distinti per grande responsabilità e correttezza. Se dobbiamo ricercare quel tipo di problema legato all'evasione, penso che bisogna spostarsi in altre zone d'Italia, non certo a Treviso, che come i dati dimostrano siamo un popolo anche di pagatori di tasse, forse anche troppe rispetto ai servizi che riceviamo dallo Stato centrale, e qui forse nasce anche questo grande desiderio di autonomia che i trevigiani hanno proprio manifestato con il referendum. La cronaca ora, paura nel primo pomeriggio a Fontanelle per 3 fratelli rimasti feriti nell'auto finita fuori strada. 3 fratelli di origini indiane residenti a Fontanelle sono rimasti feriti poco dopo le 13 di oggi uscendo di strada con la loro auto poco lontano da casa, lungo via Vittoria. Al volante della macchina, una Ford, c'era la sorella maggiore di 21 anni che per cause ancora in corso di accertamento ha improvvisamente perso il controllo della vettura, che ha sbandato, è finita giù nel fossato e si è ribaltata in un vigneto. Feriti, ma in maniera non grave, sia la conducente che i 2 fratelli in macchina con lei di 10 e 13 anni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e il SUEM 118. La ragazza è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Oderzo, mentre i fratelli sono stati fatti salire sull'elicottero e accompagnati in pronto soccorso a Treviso, dove sono stati visitati e medicati. Ampliamento dell'aeroporto Canova in attesa dei numeri ufficiali della Commissione VIA a cautela da parte delle amministrazioni comunali di Quinto e Treviso. Il decreto ufficiale non è ancora stato pubblicato, ma venerdì la Commissione ministeriale per la valutazione di impatto ambientale si è finalmente espressa sul master plan dell'aeroporto Canova proposto da Save. I contenuti esatti si conosceranno la settimana prossima, ma le indiscrezioni parlano di un sostanziale via libera con alcuni paletti. Uno è il decollo verso Treviso del 21% delle partenze con un tetto massimo di 22.500 voli. Il sindaco di Quinto, strenuo oppositore all'ampliamento, cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Il dato positivo è che il 21% dei decolli saranno su Treviso, così è scritto, e quindi limiteranno i movimenti a meno di quello che è successo l'anno scorso, perché se noi andiamo a vedere Asse Aeroporti, che è l'unico sito ministeriale che dà i numeri dei movimenti, per l'anno 2018 ci sono stati 22.911 movimenti, quindi noi dal prossimo anno, se questo verrà rispettato e quindi questo sarà il nostro obiettivo, dovremo portare i movimenti a un numero minore di quello che è stato l'anno scorso, e circa intorno ai 20.000. In attesa dei numeri ufficiali anche Treviso, che se confermati vedrà circa 2.400 voli l'anno decollare in direzione del capoluogo. Cercheremo di verificare quello che può essere fatto per mitigare al massimo l'impatto sulla città. È chiaro che in questa fase noi non abbiamo una posizione decisoria, quindi dovremo assoggettarci a quello che è poi la legge prescrive, l'ENAC e la Commissione VIA appunto che ha deliberato. Accolti positivamente da entrambi i comuni gli stanziamenti per le opere di mitigazione, lo screening epidemiologico come un piano per la valutazione degli effetti in caso di incidenti. Anche questo andrà incontro a quelle che sono le varie richieste che abbiamo fatto, e finalmente il Ministero ha messo delle date, dei momenti precisi in cui realizzarlo. C'è da dire che noi cercheremo di ottenere da quello che è Save il massimo delle compensazioni ambientali in termini viabilistici e in termini strutturali per il Comune di Treviso, che sarà comunque protagonista in questa fase.
Ed ora la candidatura Cortina Milano ai Giochi Olimpici Invernali del 2026 che entra ora nella fase decisiva. Oggi a Venezia è infatti arrivato il Comitato Olimpico che dovrà valutare la candidatura. La candidatura di Cortina Milano alle Olimpiadi Invernali del 2026 entra nella fase cruciale. La commissione di valutazione del Comitato Olimpico Internazionale è arrivata a Venezia, da dove comincia una serie di sopralluoghi che continueranno fino a sabato. Ad accoglierla un fronte compatto che va dal governo alla Regione Veneto, ai comuni e al CONI. Abbiamo chiarito quello che è l'impegno del governo, cioè la gestione diretta dell'evento, tocca al comitato organizzatore e alle regioni e ai comuni che hanno preso questo tipo di impegno. Il governo darà il supporto indiretto e proprio in queste ore è in corso la firma in via digitale, diciamo, con delle forme che vanno di moda adesso, tra gli enti e il governo, e poi ci sarà una lettera formale nella forma statuita dal CIO che sottoscriverà il Presidente Conte. Già dall'arrivo al Marco Polo di Venezia il Presidente del CONI Malagò ha avuto occasione di illustrare il primo dei nuovi progetti che saranno pronti in occasione dei Giochi, la linea ferroviaria che collegherà l'aeroporto. Noi ci siamo agganciati in un territorio dove era già previsto da qui al 2023 l'integrazione, diciamo, del collegamento tra chi arriva con l'aereo e chi va su rotaia. Ovviamente una volta che stai su Venezia pensate alla facilità ancora maggiore senza dover prendere diciamo, spostamenti di un altro mezzo di trasporto per andare la stessa a Milano piuttosto che non a Verona, piuttosto che non la stessa Roma, quindi un'integrazione formidabile dell'offerta della candidatura olimpica. Un entusiasmo quello incontrato durante il loro primo giorno di visita che è stato sottolineato dai membri della Commissione. It's not very difficult to see that there's a lot of interest here, a lot of support, a very warm welcome. La Commissione si sposta a Cortina d'Ampezzo a visitare tra l'altro il luogo dove sorgerà il villaggio olimpico, quindi gli ispettori si sposteranno in Trentino Alto Adige, in Lombardia. Stiamo guardando di far bene il nostro lavoro, quindi convinti insomma, che la nostra candidatura sia stata organizzata bene e quindi cerchiamo che questa settimana di passare, di superare l'esame a pieni voti, quindi poi ognuno farà la propria gara, ma insomma le aspettative ci sono e quindi teniamo le dita incrociate. E sulla candidatura e l'arrivo a Venezia del CIO è intervenuto il Presidente del Veneto Luca Zaia. Sentiamo. Cosa abbiamo in più dalla Svezia, Presidente? Ma noi abbiamo intanto un hub degli sport invernali famoso a livello internazionale, il patrimonio dell'umanità che sono le Dolomiti UNESCO, abbiamo il sole, non dimenticatelo, abbiamo il sole, abbiamo il bel tempo, abbiamo neve, abbiamo infrastrutture e abbiamo oggi una campagna di investimenti paurosa. Pensate che abbiamo solo 242 milioni di euro investiti per il Mondiale 2021 per le infrastrutture. Cioè noi siamo in grado di consegnare alle Olimpiadi 2026 un contesto che è unico nel suo genere e che sarà assolutamente tagliandato al 100%. È ottimista? Io sono ottimista, guardate che già avere la Commissione CIO, i valutatori, vuol dire che siamo sulla strada buona. Siamo a rush finale, il 24 giugno a Losanna diranno o noi o la Svezia e noi dobbiamo giocarsi tutte le nostre carte. Sappiamo che abbiamo un ottimo dossier, questo ce lo riconoscono tutti. Abbiamo avuto, secondo me, l'intelligenza, lasciatecelo dire, e anche la perspicacia di mettere in linea delle realtà uniche, Milano, una città a visibilità internazionale, con Cortina che è la sede degli sport invernali più famosa al mondo, il Veneto, il patrimonio dell'umanità, le Dolomiti, Venezia, con la Lombardia, Bormio e la Valtellina. E abbiamo le due province autonome, cioè un'Olimpiadi così corale non si era mai trovata nella storia delle Olimpiadi. Lutto nel mondo dell'imprenditoria trevigiana, è mancato improvvisamente all'età di 84 anni Bruno Merotto, cofondatore negli anni 60 insieme ai fratelli della Veneta Ribaltabili, azienda trevigiana nella trasformazione di mezzi pesanti con sede a San Pelaio. Lascia la moglie Gilberta e i 3 figli Mara, Laura e Gianni. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 10:30 proprio nella chiesa parrocchiale di San Pelaio. Gran parte dei soldi raccolti dagli alpini per i terremotati del centro Italia devono ancora essere utilizzati, bloccati per colpa della burocrazia. Cresce l'indignazione e la rabbia delle tante penne nere che hanno donato. Sentiamo.
Era il 24 agosto 2016 quando la terra sotto ad Amatrice tremava, le case si sgretolavano e migliaia di persone si trovavano così senza casa, lavoro e speranza. L'ANA aveva lanciato una raccolta fondi ed aperto un conto corrente bancario. Gli alpini risposero in massa e si raccolsero ben 3 milioni e mezzo di euro destinati al solo sisma del 2016. Gli alpini ad oggi hanno impiegato 1,5 milioni di euro in 3 interventi. Un centro polifunzionale in provincia dell'Aquila, una stalla nelle Marche e un altro centro polifunzionale sempre nelle Marche che verrà inaugurato il 14 aprile. A 3 anni dal terremoto però arriva un'ultima scossa. I 2 milioni rimasti, raccolti grazie alla generosità delle penne nere, non sono spariti ma non sono ancora arrivati a destinazione. Sì, noi abbiamo ancora a disposizione circa 2 milioni di euro che dovremmo riuscire ad impiegare e che vorremmo impiegare il più rapidamente possibile a favore ovviamente delle popolazioni terremotate, segnatamente per 2 interventi principali, uno ad Accumuli e uno a Preci. I 2 interventi da un lato hanno avuto proprio dei ritardi dovuti a procedure di tipo burocratico. La solidarietà degli alpini cozza dunque contro la burocrazia e 2 progetti sono ancora fermi. A 3 anni dal disastro siamo ancora bloccati a Preci ed Accumuli, uno stallo inaccettabile, ci ha detto il presidente dell'ANA Sebastiano Favero. È uno stallo inaccettabile quello di avere questi soldi a disposizione fermi. Qui la riflessione da fare è che forse il meccanismo delle procedure autorizzative in una situazione di emergenza come quella dopo un terremoto andrebbe un momentino ripensato, e questo è l'invito che noi facciamo alle massime autorità ovviamente competenti, a cominciare dal commissario nominato dal governo. Pausa ora per la pubblicità, a tra poco. Portoit. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei TG di Antenna 3. Il Treviso dà un calcio al razzismo, come promesso sono scesi in campo con questa scritta sulle magliette ieri a Quinto i compagni del ragazzino di colore vittima una settimana fa degli insulti razzisti nella gara con la Milanese. Durante la gara praticamente un nostro giocatore di colore è stato bersagliato più volte da alcuni ragazzi della Milanese con insulti gravi e pesanti e delle frasi a sfondo razziste per il colore della pelle. Così aveva raccontato all'indomani del grave episodio sul campo della Milanese il responsabile del settore giovanile del calcio Treviso Andrea Campolattano, riferendo delle frasi razziste indirizzate da un avversario a un proprio giocatore di colore originario del Burkina Faso. In attesa dei provvedimenti annunciati dalla Milanese, con la Lega Calcio subito avvisata del fatto, ieri a Quinto il Treviso ha voluto rispondere con un messaggio forte e chiaro. Treviso dà un calcio al razzismo, si leggeva nelle magliette con cui sono scesi in campo i ragazzi dell'Under 15 nella sfida contro lo Zero Branco. Squadra e società si sono dunque strette al proprio giocatore che una settimana fa era uscito molto provato dalla partita. Fine gara è scoppiato in lacrime e diciamo che in questo momento il ragazzo è in uno stato psicologico abbastanza giù. Lui si sente un po' colpevole di una cosa che realmente poi non è colpa sua. E invece ieri, oltre a incassare la solidarietà di compagni e pubblico, è stato premiato anche con la fascia di capitano, il modo migliore per lasciarsi alle spalle un episodio che con lo spirito sportivo non ha davvero nulla a che fare. Ed ora davvero una bella notizia, è stata raggiunta la quota di 400.000 euro necessaria ad aiutare il piccolo Giovanni. Ci siamo, queste sono le belle notizie che vorremmo darvi tutti i giorni, perché sono notizie che voi telespettatori ci avete aiutato a costruire e rendere concrete e reali. Traguardo raggiunto, si è arrivati ai 400.000 euro per l'operazione del piccolo Joe, sembravano così lontani, eppure ora ci sono. Voi telespettatori avete accolto sin da subito l'appello accorato della coraggiosa mamma Erika, che attraverso le nostre telecamere ha chiesto aiuto perché il suo bimbo di 2 anni e poco più possa correre e giocare con e come i suoi amichetti.
Il gruppo Made Nord-Est chiude quindi la raccolta fondi per il piccolo Joe, consapevole dell'enorme risultato raggiunto in poco più di un mese, un tempo da record, non ci stancheremo mai di ripeterlo. Ma l'impegno di Made Nord-Est non si conclude qui, perché in mente c'è l'ambizioso progetto che riguarda il sostegno a tutti quei bimbi che abbiano bisogno di aiuti economici. Siamo parte di una comunità e insieme a voi possiamo continuare, come abbiamo fatto per il nostro splendido piccolo Joe, a dare il meglio a tanti altri cuccioli di guerriero. Ed ora le immagini della Treviso Marathon, un successo, quello di ieri con un nuovo percorso tra Restera e Prato della Fiera. Godetevi le bellezze della nostra città, buona corsa, buono sport e che vinca sempre il migliore. Ciao a tutti! Il keniano Gilbert Kipletin Kumba bissa il successo del 2018, malgrado il cambio di percorso, con itinerario lungo il Sile e arrivo a Prato della Fiera. Un'altra keniana, la 33enne Nancy Lelagat Meto, mamma di 2 bimbi, vince tra le donne. È contento ovviamente per aver rivinto, il percorso andava bene, però il caldo è quello che ha fatto la differenza quest'anno, che era caldissimo e purtroppo è andato così. Contentissima di aver vinto il suo debutto, era molto caldo, il tempo non è venuto per quello, però quello che gli è piaciuto tanto che in qualche paesino durante il percorso c'era la gente con musica e questo gli ha fatto molto piacere. La soddisfazione più grande è aver visto tanta gente sorridente, anche se molto stanca perché il caldo ha lasciato il segno sicuramente, ma dai nostri volontari al pubblico, agli atleti stessi ho visto tanti sorrisi, tanta felicità. Lo spazio permette di fare tante cose, comprese buttarsi sulle aiuole e prendere il sole, quindi veramente bello. Nuova formula da replicare per il patrono Aldo Zanetti, corsa che è piaciuta al pubblico e ai partecipanti, 5.000 gli iscritti, 1.500 i maratonetti. È stata molto emozionante. C'era tanta gente lungo la strada e ci ha incitato, il percorso molto bello, giornata fantastica da rifare. Si arriva sempre all'arrivo, si dà una meta e si raggiunge. Dura, pensavamo di fare meglio ma sotto le 4 ore, quindi tutto a posto. Sì, ci siamo, dai. Bella Treviso, bello lungo il Sile ragazzi, grazie. Devo dire è la mia prima maratona e ci sono arrivato a 49 anni, quindi soddisfatto. C'è chi è addirittura arrivato dal Sudafrica programmando la maratona trevigiana, non solo per correre ma per dare nuovi stimoli verso la guarigione al figlio in carrozzina dopo un incidente. Per aiutarlo, per motivarlo, abbiamo cercato di organizzare dei viaggi, adesso sono 3 settimane che siamo in viaggio e questo fa parte appunto della promessa che gli abbiamo fatto nel 2017 per aiutarlo e convincerlo a riprendere energia. C'è un pezzo del basket trevigiano ai vertici del campionato NCAA, la stagione collegiale è arrivata al momento decisivo delle Final Four. Con le sue giocate il 20enne Davide Moretti ha trascinato Texas Tech al prestigioso traguardo con l'obiettivo della vittoria finale. Nonostante la giovanissima età, una vecchia conoscenza dei tifosi trevigiani, visto che il play è cresciuto cestisticamente nella De Longhi, giocandovi dal 2015 al 2017 prima di tentare l'avventura negli Stati Uniti. Ora è il grande momento con il college che potrebbe incoronare la sua Università Regina d'America. Ed intanto la De Longhi agguanta la 9ª vittoria consecutiva battendo Roseto e restando salda al secondo posto in classifica. Non ci sono squali che tengano e nell'oceano della A2 la De Longhi è come un pescatore spietato capace di domare qualsiasi attacco di predatore. Chiedere per conferma ai Roseto Sharks, spazzati via con un perentorio più 17 al Pala Verde in una gara mai in discussione per gli uomini di Max Menetti alla 9ª vittoria consecutiva. E Treviso può anche permettersi un Logan a mezzo servizio se può contare sui servigi di Barnett, Imbrò e Severini, i 3 migliori in campo. Partenza a razzo nel primo quarto, poi il controllo della gara grazie a difesa e canestri. Qualche cedimento soltanto nel finale, ma giusto per rifiatare. L'88-61 finale certifica il ruolo di migliore in A2 dopo quella Fortitudo che ieri ha agguantato l'attesa promozione in A direttamente sul campo. Il Treviso dovrà sudarsela ai playoff, ma la squadra così sembra una corazzata con pochi punti deboli.
anche se Montegranaro non molla, appaiata al secondo posto con la De Longhi. Dopo la 3 giorni di Verona dedicata al Forum Mondiale delle Famiglie, si torna a parlare di famiglia a 20 e 10, Medioevo o difesa della famiglia. Ospiti in studio Lorenzo Damiano dei Pescatori di Pace e Paolo Righetti della CGIL del Veneto. E poi alle 21:15, come ogni lunedì, torna Ring, la politica alle corde, emergenza Italia, il paese è fermo, il titolo della trasmissione di oggi. In studio con Ferdinando Avarino, l'onorevole Nicola Pellicani del PD, Simone Scarabel dei 5 Stelle, Riccardo Barbisan della Lega e Paolo Righetti della CGIL. Ed è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo ed il nostro meteo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Inizia a cambiare il tempo sulle nostre regioni nella giornata di martedì, tuttavia sarà ancora in genere stabile ma con più nubi. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo sostanzialmente asciutto ma con cielo molto nuvoloso un po' ovunque. Entro la nottata avremo le prime piogge sui settori occidentali della nostra regione. Temperature in lieve calo con minime comprese tra 4 e 11 gradi, massime tra 18 e 20 gradi circa. Sarà più soleggiato sul Friuli Venezia Giulia, quantomeno al mattino. Col passare delle ore il cielo tenderà a coprirsi e in nottata è atteso un peggioramento con l'arrivo di qualche pioggia. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime oscillanti invece tra 18 e 21 gradi. Situazione simile sul Trentino Alto Adige, perché anche sulla nostra regione il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto in giornata, poi durante la serata peggiorerà con qualche precipitazione via via più diffusa. Temperature minime sui 6 gradi, massime tra 18 e 19 gradi. Bene, dal meteo per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.